Sarninias tuas, perché sono ordessi sulla mia, canti corde, coros e melodia, di adios e baronessa tirannia, canne scurto lacrimar de oro, su pensando su tempos passados, dai che non mi che so andato, a te io solo in tre su coro, e tanto balla, tanto brinca, e tanto balla, balla e brinca. Saluti e benagatoso amigos del canale 40, oggi attoviausu in Gonnesa Oscar Sanna. Saluti Oscar. Saluti a tutti. A onde seusu, in quale luogo de Gonnesa? Sagatausu in Solivario, è una struttura del cabo del 800, in comincio del Novecento, che dove ha brintau Meri Cavalier Toro, che via da su sindico de Gonnesa in Cussanus, è diventato famoso, poiché è stato su sindico quando dove è stata savurriata del 1906. Ita aconteciera, ita serviera questo fabbrico? Via da un'azienda, poi noi doi traballanta solo, via da s'alloggiavo poi gli animali, si diventa voi, si diventa carro, si diventa stata messa palla, poi fianta agricoltori, sì. Un'azienda agricola in Cumpore suppone a confronto in dia de oggi? Sì, in dia de oggi, sì. Seusu noi però non seusu noi per regionare a pizzos del Cavalier Toro, della storia di Gonnesa, ma mancai di un arroghededo della storia di Gonnesa cappia a interessa vestimenta, a interessa moda de vestiri. Sì, usava una discussione a pizzos della vestimenta e della gente di Gonnesa del 800 e del 900. E intanto mi pare che noi ben trausu e bieus un vaghetto e tasa si approntau. Andau su. Sto pensando a su carra seccare, a sus cantos a tenore a organito, a sus ballos in piazza e a solito, a godias a gente a trumas a ballare. Sto pensando che a su menzus andare, soy de pido buire, sono tristo, dai gusta terra mala de la sare, dai gusta sardine no eres just, e tanto balla. Tanto brinca, tanto balla, balla e brinca. Tu sei nasce e pesavo in giro che non sbaglio. Io sono nato in Iglesias su 1988 e per esempio vivo in Gonnesa. Te studi hai fatto e come ti si lompio questa passione, questa ficubo su costume, un po' questa vestimenta tradizionale? Ho studiato sul minerario, però questa passione, questa vestimenta, questa storia è pesata con me, perché io sono cresciuto con la mia, ma ha passato questa passione per questa cosa antica, per questa tradizione. E dasi nalauso dasi Grescia fino a Sigendi gruppo folk. Sì, poi da quando abbiamo picchetto sono sempre stato appassionato di queste cose e da quando teniamo 8 anni ho cominciato a mi vestire in un gruppo folk di noi di Gonnesa e fin quando poi cresce questa passione per si identificare proprio questa storia di Gonnesa. Questa storia di Gonnesa passa da possa vestimenta dessa gente che vivia da noi in Gonnesa. E questo poi in un tempo, manca in un vaghetto fino a in dia de oi pure, però prima vi era pruso apparao, pruso claro,
fino a sa vestimenta, i colori, i gipponi, o che li si era a rogo, una cosa entre virgolette de su vestiti, era una cosa a chi ne viera gastiendi, comunicava. Sì, potete dire che sa vestimenta via da sa carta di identità de chi tu mangiara. Poi come tu sta una persona, ci è stato tu chi via la cogliara, chi via la vestia po festa, chi via da de viuda o chi via da andare a traballare. Tutto su vestiti narra tutto, che non si questionai. Poi ci vianta poi lesi non iscritta, che ti narranta che una cogliara tenia un muccato di bianco annuale e una viuda tenia su vestiti niedo. Fianta cose non scritte, sapevo che sta gente ci era. In dia de oggi, le occasioni che teniamo su de bere questi colori e questo messaggio su vina insando su occasioni che teniamo esti scetti e meno processioni a onde si imparare ancora a vestire a San Nostrara o de meu redino su posto che per toccare questa argiola de Sardegna. Potevo dire che grazie ai gruppi folk alle associazioni sa vestimenta si storia di ogni vita è stata salvata. Poi meda trabalho va in queste associazioni e meda trabalho va in può tornare a giocare su chi via da su passato, su connoto dei Zaiaius. Come ti esti questo trabalho? Poi ti dovresti a parlare un trabalho di circa fino a importo, fino a funguro. Come ti esti questo trabalho di circa? A onde si andare a cercare, a chi si domanda, due punti struttura, a musei, dove sti che da contare? Noi su Sulcis non dobbiamo nulla dei musei o vestiti o altri documenti. Punta ancora a fare il museo. Ancora a fare. La prima cosa che fai è andare a questionare questa gente anziana. A preguntare come ti visti ante Zaiaius, come ti visti ante sa mamma, su babbo. Denguni poi si passa dalle fotografie, fotografie si passa ai vestiti antichi che grazie a Dio ancora qualcuno tiene in domo. Denguni poi può fare ancora un lavoro ancora più specifico, si andare in archivio e si cerca documenti, testamenti o denunce e denguni si può raccattare qualcuno particolare, mancare che sa memoria non ricorda la più, però grazie a questo documento si può tornare ancora a usare con questa storia. Insomma, fino a insistere a seguire un gruppo folk non è un gioco, non è una cosetta da denuda, un po' di una raia simpli, ma dove stai a parlare un lavoro di circa importante in mera. Sì, potete dire che su gruppo folk rappresenta la sabida e teneri sonori e sonori da rappresentare con ogni maniera proprio sabida e Zaiaius. Sto pensando che quando a tornare a fa vivere galano in donzi gusto, comprendendo come chi è proprio gusto, sono comode vivere bene e ballare. E tanno balla, e tanno brinca, e tanno balla, balla, balla e brinca. E insomma, poi entrare in su particolari, come ti viera da quando uno, dal suo principio della sua vita, quando uno vi più nasciera, come ti viera sa vestimenta? Potete dire che i spippius non vistianta come in mano, poi vistianta con la zerrianta sa bambinetta, questo vestito uguale che vianta per uomini o femmine, con su gugudu e questo vestito su longo, de indianina, de cotone, proprio di ogni maniera, di ogni colore. Finché quando poi crescianta, i femmine già inserati dai primi elementari, cominciano a porre su vestiti a nostrada, quindi a fardetta, a gipponi, e vianta già pronta a vestiti. E i uomini si tricanta de prusu, su vestiti de mio reduto po niente, mera prusa tardi. In Sandus esti fino a un sbaglio, potevo suonare, mancai non esti fatto apposta, mancai è un'informazione che sti passare in questa storia. Su debiri in processioni i pippius, bistius, già de meu redus o de feminas mannas.
Tecnicamente sì. Ponaga is pipiuso, bistianta de pipiuso e feminas manas, bistianta de femina manas, e is hominis su proprio. Fino a quale età? Is bistianta? De pipiuso, dipendi. Per toccare mancai su i tempus della vita, come ti manca può dire se su tempus della prima comunione o vatto da contesti da Dipendia da finza sa come te che zinara, de su dinai che de niente is famiglia, sa provianta ricco, su de niente possibilità di vai mera bistirisi. Assim nunca si deve piantare guanta fino a chi du pianta intro su di Esatto. Vianta iniziando su praziusu po edadi e fino a usunao un po' questioni de classe sociali, de casta sociali. E ta podia cambiare, per esempio, entre subistiri des homines, entre subistiri des feminas. Beh, poi sa divisione delle classi sociali, is feminas po sa di devesta, sa di più importanti, po manca po sa goia, pruvia da ricca, pruvia da importanti su sa stoffa con cui veniva da fatto su vestiti, manigianta velluto, manigianta sera, manigianta broccauso, e sa femmina proprio prusa ricca manigia sa mantiglia, che is anziana sa de sa vita nananta che sa mantiglia via da su cappedu de sa senora. Su vestiti appunto con sette vardetta, quindi pruvia da importanti sa manifestazioni, sa bessida che ti piace sa femmina, pru vardetta di niente. Vienta meda colorausu, mera volta su gipponi via da un'altra stoffa, da un altro colore di sa vardetta, proprio poi in di de festa su vestiti via meda colorau. Poi completa su vestiti ci viante sprendas una femmina ricca tenia da tutte sa reccadas, sa gioia, cadenazzo su ventaglie e quant'altro. E invece si uomini su vestiti prusa ricco via da gusto del suo proprietario terriero, che via da caratterizzato dei suoi sombreri, del suo croppetto in panno blu o del suo serenicco. Su Meri non dire ne uso uno a mostrao. Sì, sa cosa più particolare è questo serenicco e su cappello, appunto del suo serenicco ne uso alcune informazioni finza senza archivio de Castello, poi ci vuoti due documenti de un uomo di Gonnesa che via darsi a un castello in sa prima metà del 800 e due via da a Rau in questa locanda e un uomo di un'altra bidda di affudato due serenicus. E quindi funti due documentazioni, se vuoi tananta che in Gonnese in questo periodo si mangianta due serenicus. E questo poi fino a torre informazioni a pizzo su adesso che contessiara e le persone che due vianta, chi vianta riccus o chi vianta poverus. Torrano un po' che tutto su zetto di questa storia e questo mostra l'importanza del lavoro come te gusto di incongiare questa memoria storica. Quando si nega dopo sa vestimenta della vita, gira dato una sudina, che di dinai può dire vestire per me su de che non di niera. E tanto balla, tanto brinca, e tanto balla, balla e brinca. Sto pensando a su carra secare, a sus cantos a tenore, a organit, a sorballos in piazza e a solito, a godiasa gente a trumas a ballare. Sto pensando che a su menzus andare, soy de pido buire, sono tristo, dai gusta terra mala della sare, dai gusta sardegna. Tanto balla, tanto brinca, tanto balla, balla e brinca. Zincia Costausu, prusu a Cruzzu, po' comprendi in su particolari commenti via antavato su questa vestimenta d'ogni particolare. Oscar, a mostrasi. Sì, e noi abbiamo
uno vestiti de sa fine del 800, si incomincia del 900, ed è uno dei vestiti per usare così che si mangiano in Gonnesa. Questo è su vestiti della Nostrada con sa mantiglia. Sa mantiglia si mangiava sa di che si cogliava sa femmina, da ponere a pizzo di questo muccato di bianco che annuara, ed è proprio una cosa caratteristica della zona dei Siglesienti, annuata a sutta della mantiglia, ispiuso a intro della scuffia, poi su vestiti via da composto di una vardetta surtima de sera, a pizzo de a trassetti svardettas, su ventaliccu, questo è de sera, uno gipponedu che poteva essere di ogni tipo di stoffa, questo è de sera, con un pizzo attaccato che si narra la Concordia, e sa camisa che bestia da scetti spollagnas del gipponi. Poi a cui in pittura si può niente questo muccatori de sera, in questo caso è giallo e birdi. Solitamente via da un mesusciallo che picanta e seganta e spaziante in duso, poi si va a saperra. E noi a su costau ci teneus sa vestimenta de somini, dai su cappeddu ai crapittas. Sì, questo è una ricostruzione della vestimenta ottocentesca del vestiti di Meurreddu, del suo proprietario terriero. In conca tenere un sombrero, questo è un sombrero originale. A tutti questi sombreri si poneva da un bucatore, poi po' su sudori, po' a quanta è spiuso, quindi tenere spiuso lungo, si faria da sarre mesu una treccia e si poneva una scuffia nieda sotto dei sombreri. Sa camisa bianca, su groppetto blu con doppia buttonera de ratta, sa giacchetta a pizzusu, in noi po' quantai scrazzoni ci poniamo un cinto de peddi e a pizzusu una fusciacca de sera o de cotone. Scrazzonisi, proprio questa è la caratteristica del vestiti del mio redo, funti proprio su scrazzonisi, e leghette e scrapittas. A pizzo su dedotto, dove su sedenico. Cali materiali viara imperao, po' su brusu, po' vai questa vestimentas? Possa vestimenta del somini maneggianta su foresi, sorbacci. Poita fia da questa cosa più facile da recuperare, poita ci vianta i strevagios in domu e varianta sorbacci. Gonnesa in sa metà del 800 ci vianta più di 150 trevagios che traballanta sull'inu sorbacci. Questa cosa da maneggianta appunto poi i vestiti. Da poi scamisas come ti vianta fattas? Poteva essere fatta o de lino o de cotoni. In documento è proprio specificato la differenza tra camisa de lino de bottega, quindi una cosa che veniva comprata, o sul lino de domo, poi tu variante in domo. Quindi sicuramente vostra festa mangiando una camisa de lino de bottega, più costosa, più bella, più fine, più traballata. Conforma di idee che andavo a comprare tutto in bottega, antes si doveva diventare maestro su de vanno che acconciaianta vestimentas. Però non tutto i stoffas, i pannus vianta fattos in Sardegna, non pianta venas del continente. A pizza su de questo pure dove punti circa se anche di documentare questo commercio. Sì, in Sardegna non pieda mera cosa sa del suo continente, della Francia, della Spagna, e dove pieda proprio un mercato, tutto questa tipologia de stoffas, de indianinas, de sciallus de sera che non pianta de sa parte della Francia, della Spagna, fino all'ompi dell'Italia, meras cosas. Ecco, noi potete subire che nessuna cosa, questo è una vestimenta di più,
un vestito appunto de battiari, potete subire su cucuddu, che si ponete in conca del suo pippiu, che alcuni gipponi originali della fine del 800. E la cosa importante, le fotografie che mostrano come si ponevano queste cose, poiché non è scelta da gattare questa roba beccia, ma è pure come via da posta. E le fotografie mostrano questo. Ecco, noi potete usare una scuffia, i spannicci su de coroi, che viene mangiato sempre si possa vesta, non fiante importanti sicuramente questa mantiglia, ma si sempre complicapi de vesta, po' questa borghesia. Una prenda, borbonici, non lo pianta de Sardegna, ma non pianta dei continenti, fianta mera apprezzata da femmine de tutta la Sardegna, poi si mangiante in mera parte, mera logo su questa Sardegna, potete subire agullas, broscias, collane di granati, arrecadas, aneddus, buttoni si può gipponi. Sarninias tuas, perché sono ardessi sulla mia, canti corde, coros e melodia, di adios e baronessa tirannia, canne scurto lacrimar de oro, su pensando su tempo passato, dai che non mi che sono andato, addio io solo in tre su coro, e tanto balla, tanto brinca, e tanto balla, balla e brinca. E noi, Oscar, si approntao una bella ammostrare de vestimentas e fino a de prendas. Come ti si illumpio a rici tutto questo scrisogio? Allora, tutte le prendas che io suoi sono state lasciate da mia famiglia, da Gonesa, poiché allogato tutte queste prendas. Mera cosa invece si sono state regalare proprio poiché la gente di Gonesa a ricomprendere il suo lavoro, l'importanza del suo lavoro che festi si vende, Deo come Oscar, e poi appunto con questa associazione che porta il suo nome di Sant'Andrea, che è con tutti i vestiti della tradizione di Gonesa, e la gente di Gonesa ha mera cose da regalare, proprio poi grazie a tutte queste cose, posso tornare a ricostruire tutti i vestiti e questa vestimenta che via da tipica de Gonesa. E noi in antisi ci teniamo una parica de cappus. Oscar, ma dus imperaianta come ti imparavo su scrazzolas in de oi e stannai può arrogliare in domu o tenianta un'altra qualità di vita? Beh, tocca da pensare che 100 anni fa, 200 anni fa, tutti sono mangianti scrappitas. I scrappitas diventano una cosa un po' senorisi. Dogna diri, i feminas, sa più povera, finza questa più ricca, comunque mangianta i scappus, poi fia da sa cosa più semplice da recuperare una roghellina e una roghestoppa fa sa maneggia, mangianta i scappus, può andare a traballare o può parlare finza in domo. In cali era a tempo del sanno, posso immaginare. Sì, in Sierra si sta mangiando a capus e chi ne niente, si non andata a scruzzas. E noi a corso su dei capus mi pare che asi concordavo una vestimenta, un vestito di femmina, una femmina che non pare essere troppo ricca. Sì, è un vestito di Dogna Diri, un vestito mera povido, in conca si poneva un pannetto, una sorta di grembiali di conca fatto di orbacci che serviva da
si arreparai de su frius de s'acqua, poi s'acqua quando cada da pizzus de su pannetto di carara e sa femmina parrà, non si inciundiara. Oscar, noi siamo accostumati a bere sa vestimenta tradizionale nelle processioni e mera volta si parla che a questo tempo su vestimenta tutti uguali, come ti che erano uniforme. Non era un uniforme, poi ogni femmina si concordava su vestiti come ti piaceva issa. Su gipponi via su gipponi, però sa femmina tu poteva fare a rubi, tu poteva fare viola, tu poteva fare birdi, tu poteva fare ogni colore che ti piaceva e di ogni stoffa che ti piaceva. Sa stoffa manca questa che è cattata, poi me la porta venianta i venditori di stoffa in noi in Gonnesa o si depia da arziai in Igresias o in Castello Pudu a piegare questa stoffa o a piegare sprendas. Questo a seconda del suo periodo si vestia in una maniera o si vestia in un'altra maniera. In samentare dell'Ottocento poteva andare da moda sa stoffa a quadri o sa stoffa a righe o a seconda del suo gusto della femmina e del gusto che passata in questo periodo in suo commercio. Comprendendo come chi è proprio gusto, l'unico modo di vivere bene e di ballare. E tanto balla, e tanto brinca, e tanto balla, balla, balla e brinca. E tanto balla, tanto brinca, tanto balla, balla e brinca. Oscar, devo ritorno grazie per mai aggiornare in questo traballo. È stato un piacere. Salurendi, te vorrei usare come indito ai schisi gasti del domo, un po' di sciri di bruso a pizzo del suo costume e a pizzo delle tradizioni si fino a de questa vita. Sì, potessi cercare questa pagina Facebook delle associazioni. Come ti si zerriera? Sant'Andrea de Gonnesa, è dedicata a suo santo, su padrono. Fino a Gonnesa in foto, teni su un vaghetto di inditus, di cosa di andare a speculare. Teni su un'altra pagina che raccoglie di fotografie sabeccia del dottor Sabida. E esattovius, invenientisi? Sa manifestazione del suo primo de Capodanni e in Saprazzi su Comune. E Sinarara? Balus a Santiga, è una manifestazione che biri a trasbidas de Sardegna con ballus e vestimentas de Sabida. E si sesi amantiosus de sa vestimenta tradizionali dei vidas o dei tradizioni e dei storias, zavettaus in Gonnesa. E Deus dorru grazie per essere seguito e zibieus luego in canale 40. Scurto sarninias tuas, perché sono ordessi sulla mia, canti corde coros e melodia, di adios e baronessa tirannia, canne scurto lacrimar de oro, su pensando su tempos passato, dai che non mica so andato, addio io solo in tre su coro e tanto balla, tanto brinca e tanto balla, balla e brinca.